Nuova svolta shock nell'inchiesta sull'incidente di Povegliano, il giovane che pare abbia sterzato di proposito uccidendo una donna, arrestato anche per lo stupro della fidanzata che lo voleva lasciare. A San Pelaio il dolore di vicini e amici di Giuseppina Lobrutto, morta nell'incidente, l'ultimo saluto alla 62enne venerdì pomeriggio alla sala del Cognato di Santa Bona. L'annuncio del presidente del Veneto Zai ha trovato oggi l'accordo sul completamento del Terraglio Est. Il progetto preliminare prevede la costruzione a Sant'Antonino di un sottopasso. Accorpamenti estivi chiuderà dal lunedì prossimo e fino al 1° ottobre il punto nascita di Vittorio Veneto, necessario per eseguire l'adeguamento sismico dell'ospedale di Costa Servizi a Conegliano. Rogo nella notte a Trevignano, in fiamme un'auto parcheggiata nel sottoportico di una casa, salvato dai pompieri il cagnolino dei proprietari. Grande emozione per i preparativi del raduno Triveneto 8:30, penne nere che tornano sui luoghi della memoria della propria naia e là dove nacque la protezione civile. Sport basket Serie A2, gara 1 dei playoff, ieri sera festa grande al Palaverde, Treviso batte Orlandina, domani gara 2, l'entusiasmo di coach Menetti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura l'evoluzione dell'inchiesta sulla morte a Povegliano di Giuseppina Lobrutto nello scontro frontale con l'auto condotta da un 22enne di Quinto che potrebbe avere compiuto la manovra intenzionalmente. Il ragazzo è stato raggiunto in ospedale da un'ordinanza di custodia cautelare e le accuse a suo carico sono gravissime. È stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati per i quali si ipotizzava, nella ipotesi più grave appunto, che ci potesse essere la contestazione, e la Procura ha ritenuto di contestare l'omicidio volontario e il tentato omicidio della ragazza, per cui il giudice, ritenendo che vi siano esigenze cautelari, ha disposto la misura massima. Omicidio volontario, tentato omicidio, ma anche stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza. È un quadro accusatorio pesantissimo, quello che la Procura della Repubblica contesta al 22enne di Santa Cristina di Quinto, che venerdì sera era al volante dell'auto che si è scontrata frontalmente con la vettura su cui viaggiavano Giuseppina Lobrutto, 62 anni, morta sul colpo, e il marito Flavio Cagnato, rimasto ferito. Manovra che per la fidanzata, una giovane parrucchiera 21enne di Arcade, avrebbe compiuto volontariamente per ammazzare forse entrambi. Dalle 14 di oggi il ragazzo è piantonato da 4 agenti in ospedale. Il suo difensore lo incontra una prima volta, esce dal cafoncello, poi rientra subito, avvisato dell'arrivo della polizia. Il 22enne dice non è ancora nelle condizioni di ricostruire dettagliatamente l'accaduto, ha frattura entrambe le gambe e domani sarà operato. Quello che posso dire è che assolutamente esclude di poter aver mai solo pensato a un gesto di questo genere. Questo è qualcosa che non solo l'ha detto esplicitamente, ma che traspare chiaramente da quello che sono i suoi discorsi. Prima della notifica dell'ordinanza il legale non ha ritenuto di approfondire la versione dei fatti del ragazzo. Adesso necessariamente dovremo chiaramente approfondire e valutare questi aspetti, perché certamente il ragazzo risponderà al giudice, chiaramente se le sue condizioni lo permetteranno. Della ragazza le ha detto qualcosa? Ma mi ha riferito che la mamma della ragazza, il giorno in cui lei era ricoverata, è andata a salutarlo, era molto serena. Questo insomma mi lascia un po' perplesso rispetto alle dichiarazioni che la ragazza avrebbe reso nell'immediatezza, ma saranno elementi di valutazione successiva. E la testimone è intervenuta sul luogo dell'incidente per prima, subito dopo il terribile schianto di venerdì notte, conferma ai nostri microfoni che la ragazza, ormai ex fidanzata del giovane, lo ha subito accusato di avere provocato intenzionalmente l'incidente. Sentiamo. Che la 21enne di Arcade accusasse l'ormai ex fidanzato di aver sterzato apposta per centrare l'auto che sopraggiungeva e ammazzare lei, forse se stesso, è stato chiaro fin dai primi istanti. Lo conferma la prima persona uscita sulla scena drammatica dell'incidente, Elvira Durante, che abita nella casa di fronte al luogo dello schianto. Lo diceva anche la ragazza quando è scesa dalla macchina, che urlava, che diceva a suo moroso o ex moroso, appunto, che l'aveva fatto apposta.
e purtroppo è morta una signora, poveretta, perché la macchina si è proprio girata, addirittura io che sono uscita non riuscivo a capire come avessero fatto il frontale, perché tutte le due macchine erano nella stessa direzione e che col colpo si è girata e rovesciata sul fosso proprio davanti a casa mia. Il 22enne alla guida è stato estratto dall'abitacolo per ultimo. Lui io non l'ho sentito neanche dire niente, perché poi sono arrivati carabinieri, polizia. Le accuse formulate dalla procura stravolgono quello che poteva sembrare un incidente come tanti. L'ipotesi di un gesto volontario sconcerta, l'epilogo tragico impone la massima prudenza. Non si può giudicare, perché in certi momenti quando sei sconvolto non sai neanche quello che fai, secondo me. E la morte di Giuseppina Lobrutto ha lasciato nello sgomento i parenti, naturalmente, i vicini di casa. Il funerale della 63enne verrà celebrato venerdì pomeriggio. Non so cosa dire, è proprio una tragedia. La morte improvvisa di Giuseppina Lobrutto ha sconvolto tutti i residenti del quartiere di San Pelaio, dove la 62enne era molto conosciuta e stimata. Tutte le mattine ci salutavamo dal balcone, mi manca tantissimo, era una bravissima persona. Fra queste case di via Bachelet si conoscono tutti da oltre 33 anni, quando decisero insieme di edificarle grazie ad una cooperativa. E qui, fra i vicini e amici, Giuseppina si era fatta apprezzare per la sua solarità e simpatia. Attiva, cioè tutto il meglio che uno possa pensare, una bella persona. Inevitabile pensare all'amicizia di una vita spezzata in pochi secondi nel cuore della notte per colpa di un incidente, una tragedia che vi ha lasciato senza fiato. Ma senza fiato, indescrivibile, ma non possono succedere queste cose, non possono, questi ragazzi devono ragionare un po' meglio. La tragedia è anche più amara del previsto quando il pensiero passa al compagno di una vita, il marito 68enne Flavio Cagnato, che viaggiava con lei a bordo della Toyota Yaris contro cui si è schiantata l'Alfa Romeo. L'uomo è tuttora ricoverato al Caffoncello e riceve quotidianamente la visita di parenti e amici. Lui è distrutto proprio. Il dolore è normale per tutti in queste occasioni. Per lui vale un po' di più, nel senso che è più amplificato. Vivevano l'uno per l'altra. Sì, assolutamente. Si amavano moltissimo. Sì. Beh, lui non poteva fare a meno di lei. Sarà dura per lui. Per lui sarà durissima. Potrà andare, secondo lei, al funerale di sua moglie? Sì, lui ci andrà. Il funerale di Giuseppina Lobrutto si celebrerà venerdì pomeriggio. Il feretro partirà alle 14:45 dall'obitorio per dirigersi nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla tragedia di Povegliano, parliamo ora di infrastrutture perché oggi pomeriggio è proprio il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ad annunciare che il secondo stralcio del Terraglio Est è ormai una realtà grazie all'accordo trovato oggi su un progetto preliminare che prevede la realizzazione di un sottopasso a Sant'Antonino al posto del tunnel originariamente previsto, il cui costo eccessivo sino ad oggi ha determinato una lunga fase di stallo di questo progetto. Allora colleghiamoci subito al telefono in diretta con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Buonasera, allora è stato finalmente trovato l'accordo per la realizzazione di quest'opera infrastrutturale molto attesa soprattutto da una parte delle imprese che gravitano in tutta l'area sud della città di Treviso. Assolutamente sì, lo posso confermare, c'è da dire che il totale dell'opera sono 6 km e 900 metri. Già 3,5 km sono stati realizzati per un controvalore di 14 milioni. L'opera intera costava, la parte finale costava una quarantina di milioni, adesso 3 milioni e 3 sono 3 km e 3 che ci mancano, 3,5 li abbiamo già realizzati, 3 km e 3 che ci mancano, come diceva lei, con la soluzione del problema di Sant'Antonino non costeranno più una quarantina di milioni ma bensì 18 milioni. Quindi il mio ringraziamento va per l'accordo ovviamente a Veneto Strade che ci ha coordinato, il mio assessore De Berti, il Comune di Treviso, il Comune di Casier, il Comune di Preganziolo, il Comune di Silea e ovviamente la provincia di Treviso.
Ecco, la criticità maggiore appunto era proprio nel quartiere di Sant'Antonino, per l'attraversamento del quartiere di Sant'Antonino. Che cosa dice quindi ai residenti di questo quartiere relativamente alla soluzione che è stata trovata? È una soluzione che poi verrà presentata dai tecnici dell'amministrazione comunale, è una soluzione che elimina il tunnel è oggetto di grandi discussioni, peraltro anche di tanti costi. Se lei pensa che si passa da 40 milioni per questi 3 km e 3 a 18 milioni di costo, la dice lunga anche sui risparmi che faremo. E il tunnel verrà sostituito ovviamente da un sottopasso molto più leggero, molto meno impattante e sicuramente più rispondente anche alle esigenze non solo del traffico di attraversamento ma anche del traffico locale. Grazie Presidente per essere stato con noi questa sera. Naturalmente torneremo a parlare del Terraglio Est, di questa opera infrastrutturale così importante per tutta la viabilità della parte sud della provincia di Treviso, anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Proseguiamo ora con la pagina della sanità. Tubercolosi nelle scuole. Dopo l'epidemia che si è verificata, lo ricorderete quest'inverno nella scuola di Motta di Livenza, l'Istituto Superiore di Sanità ha chiesto all'ULSS 2 della Marca Trevigiana di fare da capofila di un importante progetto scientifico. Sentiamo. Treviso è la Marca capofila di un progetto nazionale per il monitoraggio della presenza nella popolazione giovanile del bacillo di Koch, responsabile della tubercolosi, dopo il focolaio che ha colpito la scuola di Motta di Livenza, caso ormai chiuso dal punto di vista della sanità pubblica ma comunque da tenere sorvegliato vista l'importanza dell'evento epidemico. L'Istituto Superiore di Sanità ha proposto all'ULSS 2 della Marca l'attivazione di un'indagine scientifica. Di attivare una qualche forma di sorveglianza sul territorio, magari insieme con altre regioni o altre province, per vedere quale è la situazione ordinaria di contatto della popolazione generale col bacillo di Koch. Non ha nulla a che vedere col focolaio di Motta di Livenza, ha a che vedere con esigenze di natura scientifica. Da Treviso dunque un'indagine scientifica per monitorare la presenza del bacillo della TBC. È molti anni che l'Italia non controlla la frequenza della positività alla Mantù nella popolazione generale. Questa potrebbe essere l'occasione per fare un'indagine, approfondita su questo argomento. In concreto potranno essere effettuati i test su bambini e ragazzi. Si individuano alcune classi di età filtro, faccio un esempio, bambini che frequentano la prima media, bambini che frequentano la terza media, ragazzi di 18 anni, oppure addirittura bambini più piccoli, quinta elementare, prima elementare, per vedere nelle fasce d'età giovanili quale è la circolazione del bacillo di Koch. E continuiamo con la sanità, perché scatterà il prossimo 17 giugno, lunedì, nell'ambito degli accorpamenti estivi, la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Vittorio Veneto, la cui riapertura è prevista per il 1° di ottobre. L'accorpamento estivo dei 2 punti nascita del distretto Pieve di Soligo, ricorda il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, si rende necessaria da qualche anno sia per garantire al personale lo smaltimento delle ferie, sia per permettere l'effettuazione di alcuni lavori all'ospedale di Costa. L'accorpamento sarà come sempre limitato esclusivamente al periodo estivo. Il 1° ottobre il punto nascita dell'ospedale di Vittorio Veneto sarà nuovamente riaperto, conclude Benazzi. Quest'anno la chiusura consentirà di procedere con i lavori di adeguamento sismico in corso all'ospedale di Costa, con un investimento di 5.400.000 euro. Il cronoprogramma dei lavori prevede di intervenire a iniziare da fine mese nel piano occupato dall'unità operativa di ostetricia e ginecologia, con la sospensione dell'erogazione dell'alimentazione elettrica sia nell'area degenze sia nelle sale parto, a causa della necessità di spostare i quadri elettrici oggi posizionati nella zona interessata dalla costruzione dei setti verticali di irrigidimento. Di quella necessità quindi di chiusura del reparto che consentirà di proseguire con i lavori.
Torniamo ora in città a Treviso perché sono 87 gli alberi che verranno abbattuti entro la fine di giugno in molte aree del centro storico. La decisione del Comune è stata messa per iscritto da un'ordinanza urgente. Le piante verranno tagliate perché rischiano di mettere a repentaglio l'incolumità dei trevigiani. Nei prossimi giorni in città verranno abbattuti 87 alberi. Le zone riguardano Città Giardino, Viale Cesare Battisti, lungo il Put, lungo Sile Mattei e a Ponte San Martino. Il Comune però mette le mani avanti. Si tratta di piante arrivate ormai a fine vita, malate o diventate un pericolo per auto e passanti. È per pubblica incolumità, si tratta di alberi sparsi e sono alberi che sono arrivati a fine vita o sono alberi che sono pericolosi per la loro staticità o ancora tipologie di alberi attaccati da un fungo che ne ha rosicchiato circa metà del tronco, quindi sono alberi che sono assolutamente classificati con scheda tecnica da un agronomo forestale come alberi pericolosi per la pubblica incolumità. Noi abbiamo il dovere di tagliarli. Nonostante gli abbattimenti, la maggioranza dei trevigiani hanno capito che si tratta di una necessità. In molti però vogliono che le piante vengano sostituite al più presto. Se sono malati, sì. Sarebbe una follia farlo se non fossero malati, per cui penso che sia necessario per motivi di tutela delle altre piante. Sì, è corretto, basta che vengano reintegrati, me lo auguro. Togli un albero, ne impianti 10. Poi comunque qualcosa rimane nel tempo. E ormai funziona dappertutto, in ogni città, dove muore un albero va impiantato un altro. L'assessore ha risposto subito tranquillizzando la cittadinanza. E ne pianteremo circa comunque 150, da 87 a 150 in più. Li ripianteremo ovviamente dove siamo andati a espiantare questi. In città saranno piantati nuovi alberi uguali a quelli abbattuti tranne per i pini marittimi di Viale Cesare Battisti che soffrono troppo il clima trevigiano. Tutti gli interventi dovrebbero concludersi entro i primi giorni di luglio. La piantumazione dei nuovi alberi è prevista invece per il mese di ottobre. E restiamo in città come per il basket, così con il neoconsorzio del calcio torneremo grandi, così il sindaco Mario Conte ieri sera a 20:10. Consentitemi di ringraziare tutti i consorziati dell'Universo Treviso perché ci stanno regalando un sogno a tutti noi. La cosa bella è che sono partiti dal basso, dal bassissimo e sono arrivati ai livelli massimi, un po' come succederà per il calcio Treviso. Insomma. Novità? Abbiamo preso un modello vincente che è l'Universo Treviso, lo diciamo da mesi, e lo stiamo riportando. È nato il consorzio che si chiama Treviso Siamo Noi, che è un consorzio aperto di aziende. Treviso Siamo Noi perché significa che ci riprendiamo in mano la squadra di calcio. Io ci ho messo la faccia per primo perché l'ho sempre dichiarato, il mio sogno è quello di dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri bambini che oggi giocano a calcio in città nelle numerose società serie del territorio, di poter un giorno sognare di vestire la maglia bianco-celeste della città di Treviso. Quindi coinvolgerli all'interno della società? Assolutamente, cresceranno con dei metodi. Tutte le categorie? Sì, sarà un progetto sportivo e sociale che consentirà di far crescere dei campioni e dei grandi uomini. I nomi verranno fuori a brevissimo quando presenteremo tutto il progetto al completo. Comunque società e consorzio sono pronti, ho già visto anche le magliette e regaleranno grandi emozioni a tutti gli appassionati di calcio. Ci fermiamo per la pubblicità, ora restate con noi, a tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Andiamo ora a Trevignano per un incendio che si è verificato questa notte. Rogo nella notte a Trevignano in via Fossalunga. Le fiamme sono divampate poco dopo le 3:30 da un'auto parcheggiata nel sottoportico di un'abitazione. I proprietari non erano in casa. Ad accorgersi dell'incendio sono stati i vicini di casa, allarmati dal fumo e dall'odore acre diffusosi nel quartiere. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti da Montebelluna e Treviso, che hanno lavorato fino all'alba per domare le fiamme. Salvato il cagnolino dei proprietari che rischiava di morire soffocato dal fumo. Sul posto anche il 118 e i carabinieri.
Raduno Triveneto delle Penne Nere, Antena 3 seguirà l'evento oltre che con la diretta domenica dell'intera sfilata anche con 2 speciali ring venerdì e sabato a partire dalle 21:15 con ospiti e collegamenti in diretta da Tolmezzo dove si stanno preparando ad arrivare molte penne nere trevigiane. Sentiamo. La Carnia è una terra aspra, faticosa, dura, è una terra di montagna dove il cuore e solo con il cuore si va oltre l'ostacolo. Raduno Triveneto delle Penne Nere, gli alpini veneti si stanno preparando al secondo appuntamento più importante dopo la Dunata Nazionale, un raduno che sarà particolarmente partecipato quest'anno vista la scelta della località Tolmezzo. È una località che è nel cuore di tutti gli alpini veneti perché molti, la maggior parte di essi, hanno svolto il servizio di leva nelle caserme di Tolmezzo, di Chiusaforte, di Tarvisio, di Paluzza, quindi molti alpini che non sono mai neanche venuti a partecipare a questi raduni probabilmente verranno proprio perché sono legati alla memoria di aver svolto un anno della loro vita in quei territori. Territori, questi della Carnia, che stanno particolarmente a cuore a tutte le penne nere. Per noi è il cuore dell'alpinità perché è la sede della Brigata Alpina Giulia e il bacino di reclutamento della Brigata Alpina Giulia era il Friuli Venezia Giulia, ma molto anche pescava a Treviso e quindi molti di noi conoscono quei territori, siamo legati da ricordi anche purtroppo tragici come quelli del terremoto del 76 che vide purtroppo mancare più di una trentina di alpini che persero la vita durante il crollo di una palazzina della caserma di Gemona, la caserma Goi Pantanali. Per noi quindi è stato il primo impegno nel dopoguerra di vera protezione civile. Da lì partì la protezione civile, il governo nazionale guidato da Andreotti con Zamberletti e istituì proprio grazie all'esempio degli alpini che intervennero subito per poter soccorrere le popolazioni. Molti gli alpini trevigiani che si stanno preparando per partire e partecipare alle numerose manifestazioni organizzate per la 3 giorni della Triveneta. Con numerosi cori dei trevigiani saranno e si esibiranno nelle località non solo di Tolmezzo ma anche di Timau, di Paluzza e di altri territori della Carnia. Sfileremo domenica mattina verso le ore 12 probabilmente, l'afflusso sarà sicuramente importante, ci saranno anche dei muli perché per noi costituiscono sempre un esempio un elemento di tradizione a noi molto caro. Un ragazzo del Tolmezzo che oggi ci ricorda e ci rappresenta il sacrificio dei nostri giovani in servizio. Ci ricorda che il pericolo del servizio è dietro l'angolo, meritano tutto il nostro affetto e la nostra considerazione. Viva gli alpini e viva le stelle alpine! Ed ora il basket con la Serie A2, gara 1 dei playoff, ieri sera al Palaverde, TVB batte Orlandina, domani gara 2. È una Super Delondi quella che sul parquet del Palaverde ha stracciato i siciliani di Capodorlando in gara 1 dei playoff per Serie A1. TVB ha sfruttato al meglio il fattore campo con un pubblico che per tutta la gara ha sostenuto senza sosta la squadra di casa. Palaverde sold out, tutto esaurito come da copione, sugli spalti mezza città ed entusiasmo alle stelle per i bianco-celesti. Primo tempo equilibrato, poi nella ripresa la situazione cambia, Treviso vola anche a più 24. Alla fine la vittoria è per 90-72, la soddisfazione di coach Menetti per una partita difficile contro una squadra che alle spalle aveva 19 vittorie consecutive. È stato un inizio difficile, ce l'aspettavamo così difficile, abbiamo avuto un buon approccio alla partita, soprattutto dobbiamo avere l'idea, pensando a gara 2, soprattutto di continuare a giocare con questa intensità, con questa attenzione ed insieme soprattutto alla nostra gente, questa è la cosa più importante di tutto. Da un lato abbiamo aumentato l'intensità, soprattutto non abbiamo sprecato energie in zone del campo dove non era importante sprecare energie. Quindi insomma abbiamo fatto un buon lavoro, adesso c'è da pensare, come dicevo prima, alla seconda. Gara 2 domani sera, sempre al Palaverde. Vi lascio tra pochissimo a 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, il consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione, Jacopo Berti. Ed è tutto per questa edizione, come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo, il meteo.
Taurus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, sarà dunque un giovedì soleggiato e caldo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio del 13 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi. Stessa situazione meteorologica anche per il Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso infatti sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso su tutte le province, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.